Non l'avevo fatto, i conti col fatto che avrei incontrato una donna più bella di quella lagna. E su chi profondi ci trovi dolore e volontà, mi tocchi e mi confondi. Il romanzo La madre di Grazia Deledda è raccontato in musica. Hip hop, rap, jazz si fondono per dare vita al tormento interiore di Paolo, parroco di Ar. Una Deledda in chiave moderna, quella andata in scena ieri sera all'Auditorium dell'Isre, nell'ambito delle giornate deleddiane. Il romanzo di Grazia Deledda, che si intitola La madre, è un tipo di romanzo che si presta molto alla reinterpretazione, diciamo così, in chiave moderna, almeno secondo me e secondo noi. Per questo io, Pierluigi Manca, Mauro Usai, abbiamo messo su questo progetto. Dove appunto io mi sono occupato dei testi e delle basi, Mauro dell'arrangiamento delle basi musicali e della musica in generale, Pierluigi ha coordinato tutto il gruppo e quindi io insieme a Etnico Quintet e Marco Moleda portiamo in scena uno spettacolo un po' più articolato di questo, più completo, dove appunto abbiamo tentato di utilizzare un linguaggio un po' più moderno per raccontare Grazia Deledda in una chiave che ancora non era stata mai fatta. Quello che era l'obiettivo principale era in teoria quello di avvicinare un po' i ragazzi a Grazia Deledda, utilizzando un linguaggio diverso, magari più comprensibile, tra virgolette, perché comunque la musica non è che si sostituisce alla scrittura o alla lettura del libro, ma semplicemente cercare di essere un amo per catturarli e spingerli a leggere il libro.